Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Focus TG. Il governo non cede al ricatto degli anarchici sul 41 bis, è in corso una conferenza stampa a Roma, vediamo il ministro di Grazia e Giustizia Carlo Nordio, sentiamo alcune sue parole. Poiché ieri si era addirittura prospettata la possibilità che dal Consiglio dei Ministri uscisse una decisione diciamo, favorevole a questa revoca, si è sentito l'obbligo di dire che in questo momento la questione non si tocca. Ripeto, l'iter seguito, quell'iter parallelo che ho spiegato all'inizio, che consiste nella domanda rivolta dal difensore di revoca, segue un iter. Mi permetto di segnalare una differenza giuridica molto importante. Io parlo da ministro e quindi da tecnico, ma ovviamente anche da politico, ma in questo caso soprattutto da tecnico. Quando il 41 bis viene disposto, nel caso per esempio di Cospito, quando fu disposto dalla ministra Cartabia sulla base delle richieste della magistratura, l'onere della prova di dimostrare che esistevano le condizioni per l'applicazione del 41 bis spettava a chi lo applicava, cioè spettava alla magistratura e quindi al Ministero. Ed è stato contro questa decisione che sono stati rivolti quei ricorsi alla magistratura, che invece sono stati respinti con motivazioni che dicevano che la decisione del Ministero era una decisione perfettamente congrua, secondo la legge, eccetera. Basta rileggere. E allora questo era il ministro Nordio, c'erano anche il ministro degli esteri Tajani, anche il ministro degli interni Piantedosi. Il tema è quello della lotta agli anarchici e del mantenimento al 41 bis. Parleremo anche dell'autonomia nella parte finale di Focus TG con gli ospiti, perché oggi l'autonomia va in pre-consiglio dei ministri, una giornata molto importante, ma andiamo sulla cronaca, la cronaca nera, una macabra scoperta in un campo di Marghera dove sono stati ritrovati i resti di una persona, sembra che possa essere una donna. Ci colleghiamo subito in diretta con Filippo Foes. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea da Marghera, da Via della Chimica, una lunghissima arteria che percorre la zona industriale di Marghera ed è il luogo in cui sono state ritrovate ieri pomeriggio le ossa di una persona della quale non è ancora possibile risalire all'identità. Sono stati alcuni operai che stavano eseguendo dei lavori su un prato a ritrovare quello che alla fine poi è stato definito un mucchio di ossa. Era rimasta, dobbiamo dire, ben poca cosa. Era lo scheletro più alcune altre ossa e alcuni brandelli di vestiti e delle scarpe. Questo rende molto difficile capire, come si diceva, innanzitutto il sesso del cadavere e anche da quanto tempo sia, e soprattutto la sua identità, oltre a quanto tempo fosse lì. Quello è l'unica cosa forse sicura. Sicuramente si tratta di un tempo molto lungo, perché il cadavere deve essere rimasto esposto al sole, alla pioggia per lunghissimo tempo, tale da renderlo oramai uno scheletro di cui è difficile sul cui è veramente difficile in questo momento sbilanciarsi. E qui entra in campo la polizia scientifica, che dovrà stabilire con le indagini che sono già partite, se non altro, l'età, il sesso e anche il momento del decesso di questa persona. Per il resto naturalmente il giallo rimane, perché ci troviamo soprattutto in un'area che, come potete vedere, è veramente molto isolata. Qui passano solamente dei mezzi pesanti, dei tir, sono chilometri e chilometri di capannoni isolati nei quali non passa nessuno e per cui non è neanche pensabile che da qua si possa risalire a che cosa possa essere successo. Naturalmente tutte le ipotesi rimangono aperte, bisognerà anche stabilire se si è trattato di una morte violenta, potrebbe essersi trattato di un suicidio, di un malore. Al momento tutte le ipotesi rimangono aperte. Ecco Filippo, tra l'altro vengono alla mente molte donne che sono scomparse nel Veneto
Tanto Isabella 90, di cui non si è più trovata traccia, poi si può risalire ancora più indietro, le Buranelle, ma insomma qui in questa zona dove c'è molta prostituzione, potrebbe anche trattarsi di una lucciola, è un'altra delle ipotesi che si stanno vagliando, no? Potrebbe veramente essere qualsiasi cosa, cioè un occultamento di un cadavere morto per morte violenta, una persona, un senzatetto che magari è morto di freddo, una persona, io mi ricordo qualche tempo fa che sempre a Marghera, qualche anno fa, era stato ritrovato uno scheletro che poi si era risaliti, era una persona dell'est che viveva come senzatetto, il quale però dopo si era riusciti a stabilire che si era suicidato lanciandosi da un pilone dell'alta tensione, per cui veramente al momento potrebbe essere qualsiasi cosa. Ricordo anche in quella zona, questa è via della chimica e via della elettricità, molti anni fa era stato ritrovato il cadavere del direttore del petrochimico Giuseppe Tagliercio, sequestrato e ucciso dai terroristi. Grazie Filippo, grazie molte, buon lavoro. Sì, buon lavoro. Grazie a voi. Allora, un giallo a Marghera per il ritrovamento di questi resti. Andiamo sulla scena di un incendio a San Zenone degli Ezzelini, dove è stata ieri per noi Vanessa Banzatto. Potevano esserci danni ancora più ingenti se i pompieri non fossero intervenuti prontamente. Vediamo. Il giorno dopo l'incendio divampato lunedì sera all'Asolo Gold di San Zenone degli Ezzelini si contano i danni. Fiamme altissime che hanno interessato il retro dello stabilimento di Via dell'Industria, massiccio l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Bassano, Castelfranco, Treviso, Montebelluna e Conegliano, da dove è giunto il carro aria per affrontare situazioni particolarmente critiche. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte per spegnere le lingue di fuoco, le cui origini sono ancora al vaglio degli inquirenti. L'area attorno alla ditta è stata limitata dagli uomini e donne della protezione civile guidati dal presidente Sergio Favrin, che hanno seguito passo passo le operazioni di messa in sicurezza del sito. Il timore maggiore all'inizio era legato alla presenza di bombole di gas all'interno della struttura. Ho parlato prima con i vigili del fuoco che effettivamente hanno fatto un'entrata alternativa appunto per questa paura di queste bombole, però per il momento non sembra escluso anche questa preoccupazione, in quanto sono riusciti a entrare dall'altro cancello e sono già intervenuti per questo problema. Sul posto si era recata la vice sindaca di San Zenone, Stefania Ziliotto, che si era subito informata sulle condizioni di salubrità dell'aria nella zona. Io mi sono già informata, non ci dovrebbero essere pericoli a livello di sostanze tossiche nell'aria e vi posso assicurare che io qui presente, a parte questo leggero odore di fumo, non sento nessun fastidio alle vie respiratorie. Pericolo scongiurato anche dalla stessa ARPAV che ha monitorato l'area per tutto il tempo. L'Asolo Gold è stata parzialmente riattivata, i tecnici dei vigili del fuoco sono tornati in mattinata per fare i sopralluoghi e fare chiarezza sulle cause del rogo e capire, assieme ai responsabili della ditta, le condizioni della parte di struttura intaccata dall'incendio. Ancora per la cronaca, questa volta siamo a Padova, vediamo il titolo del Gazzettino. Avevano sequestrato una pattuglia dei carabinieri davanti al centro sociale Pedro e c'è stato un blitz all'alba, sono stati presi sette antagonisti. Il bullismo è una piaga della nostra società, non solo attraverso i social, con minacce, intimidazioni a ragazzi che poi a volte arrivano a dei gesti estremi, ma proprio aggressioni fisiche. È successo all'Intercity sempre di Padova, dove alcune ragazzine tredicenni sono state aggredite da un gruppo di loro avversarie, sono state aggredite, picchiate. Sentiamo la testimonianza del papà di una delle ragazze pestate. Appena sono arrivato lì, perché ho capito che stava succedendo qualche cosa, sono sceso dall'auto e mi sono precipitato, ho cercato di aprirmi, di farmi largo in mezzo a questo drappello. Io non ho visto la paura,
ho visto il terrore negli occhi di una ragazza, tutto il trucco colato sul viso, le lacrime, e un'altra ragazza che viene erroneamente definita coetanea, perché qui non sono coetanee, sono più grandi di loro, che le teneva un braccio sul collo e con l'altro le tirava i capelli. Questa è la scena che gli si è parata davanti appena arrivato nel parcheggio del centro commerciale. Il racconto è del papà intervenuto sabato pomeriggio all'Ipercity di Albignasego per salvare la figlia, 13enne, picchiata da un branco di bulle. Lui e la moglie a loro volta sono stati aggrediti e minacciati. Mi sono ritrovato per terra, io so solo che ho sentito calci, pugni, mi sono rialzato, ero con mia moglie. Mia moglie è stata aggredita, penso da un'amica di questa ragazza, ha preso un ceffone in pieno viso. La ragazza, mimando con un gesto, con l'alluce sotto la gola, gli ha detto: io sono albanese, io so chi sei, so dove abiti e ti taglio la gola o ti faccio tagliare la gola. Per tutelare la figlia, appena 13enne, non mostra il volto, ma il papà ci tiene a raccontare la gravità di quanto è accaduto sabato, perché si è trovato nel mezzo di una spedizione punitiva organizzata per vendicare la denuncia per estorsione. E cosa ancora più grave, a guardare quell'aggressione c'erano una cinquantina di ragazzi, spettatori inermi di una violenza senza scrupoli. Erano lì a guardare, nessuno ha chiamato aiuto. Questa non è una rissa che è comunque sbagliatissima, che non esiste, dove i ragazzi decidono. Questo era un'aggressione fatta da ragazze più grandi di 2-3 anni, 5 e altri 30 ragazzi contro 3 ragazze indifese. Questa si chiama aggressione. Il messaggio che voglio mandare ai ragazzi, ai genitori dei ragazzi che erano presenti è: ma voi genitori sapete dove sono i vostri figli? Sapete che gente frequentano? Sapete che cosa fanno? Perché io ritengo che essere genitori è la cosa più difficile del mondo. Essere genitori non vuol dire fare figli, vuol dire seguire i figli, vuol dire educarli. Ora il papà di questa 13enne, vittima delle bulle, si aspetta giustizia per la figlia e per tutte le altre ragazze minacciate per mesi e picchiate. Sono convinto, purtroppo, che queste 2-3 ragazze artefici di tutto non siano salvabili, ma gli altri sì. Io spero che siano salvabili, e solo interessando i genitori, che forse tante volte si dimenticano, rispondono loro delle conseguenze. Io ho subito danni fisici, materiali al mio veicolo, sono i genitori che rispondono. Io mi aspetto azione, anzi non è che mi aspetto, io la pretendo, io la esigo l'azione, perché è solo così che si risolvono questi problemi, ma non per me, per tutte quante quelle che sono state soggiogate da queste ragazze. Importante testimonianza raccolta da Valentina Visentino, un papà che è stato picchiato dalle bulle perché ha tentato di sedare questa aggressione. Vorrei solo aggiungere che ha fatto bene a parlare, a testimoniare. Dovremmo mostrarci anche in volto, cioè i genitori dovrebbero controllare i loro figli, educarli. Qualcuno dice che dovrebbero essere anche sanzionabili qualora si tratti di minorenni che non possono essere in certi casi puniti, ma almeno che ci si mostri proprio, si abbia il coraggio di mostrarsi. Intanto un altro caso gravissimo di violenza, vedete il titolo del Corriere del Veneto: condannati a 6 anni 5 ex calciatori della Virtus Verona per violenza di gruppo. Una condanna severissima, molto pesante. Sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa ventenne, avvenuta questa violenza nel gennaio del 2020. È stata emessa questa sentenza con rito abbreviato, leggo l'ANSA appena che è stata lanciata poco fa, dal giudice dell'udienza preliminare Paola Vacca. I 5 imputati: Stefano Casarotto di Venezia, Gianni Manfrin di Padova, Edoardo Merci di Verona, l'argentino Santiago Visentin e il rumeno Daniel Onescu, prima dell'udienza avevano versato una somma a titolo di risarcimento alla giovane, che aveva ritirato la costituzione di parte civile e la querela. Il reato è comunque procedibile d'ufficio. Gli imputati erano compagni di squadra all'epoca dei fatti avvenuti nella notte tra il 18 e il 19 gennaio. La ragazza aveva denunciato di essere stata accompagnata da uno dei calciatori, suo compagno di scuola, in un appartamento dove si trovavano altri 4 calciatori, e poi c'è stata questa
questa violenza e oggi una pesante condanna. Il problema delle risse, un altro problema, quello delle risse, della violenza giovanile. Qualcuno parla di baby gang e qualcun altro invece non usa questo termine, ma comunque a Montebelluna è spuntato a un certo punto un coltello ed è rimasto ferito un 18enne. Vediamo il servizio. Non vorrei parlare di baby gang perché sono delle teste calde che mi dicono già conosciute anche dalle forze dell'ordine. Erano appena le 10 di sera quando la rissa fra ragazzini è scoppiata in piazza Marconi, in pieno centro a Montebelluna. 2 le gang rivali protagoniste dell'episodio di violenza, composte da giovani tra i 15 e i 18 anni. Prima le minacce e gli spintoni, poi i pugni e i calci. Infine il conflitto è degenerato e per poco non si è trasformato in tragedia, quando un membro della gang ha estratto un coltello e ferito in profondità da un fianco un 18enne originario dell'Albania. Caduto a terra ma non in pericolo di vita, è stato subito trasportato con un'ambulanza al pronto soccorso. Il fendente per fortuna non ha lesionato organi interni, ma poteva portare a conseguenze ben più gravi. Sicuramente l'educazione al rispetto del prossimo non può avvenire, non può competere solamente alle istituzioni. È necessario anche in alcuni casi che le famiglie si facciano carico dell'educazione dei propri figli e quindi anche del rispetto del prossimo. Montebelluna è una città sicura, questo è stato un caso isolato. Io credo che certe volte chi ha la tendenza a compiere dei gesti che sicuramente sono discutibili e gravi dovrebbe essere anche, come potremmo dire, dovrebbe avere come deterrente anche la paura di ricevere una punizione. L'opinione del sindaco è condivisa anche da numerosi cittadini. I giovani non devono percepire un senso di impunità. Condannarli, proprio metterli dentro, perché non sono baby gang, scusi, sono proprio ragazzi che delinquono. La scuola arriva sempre dopo. Per me la prima di tutto è la famiglia. Questione in sospeso, vecchi rancori. È per questo che la violenza si è scatenata sotto gli occhi attoniti dei passanti. C'è tanta violenza per televisione anche, oltre a tutto il resto. Sull'episodio indagano i carabinieri. Servizio di Nicola Marcato, avete sentito, tutti i cittadini chiedono la certezza delle pene, che sia fatta giustizia, però i tribunali spesso sono al collasso. Tra questi c'è il Tribunale di Treviso, al collasso per mancanza di personale. Proprio dal personale è arrivata una protesta che abbiamo visto ieri anche durante l'anno giudiziario, proprio dei vertici della magistratura che hanno chiesto al ministro Nordio di intervenire. Davanti al Tribunale di Treviso c'è stato un sit-in, vediamo. Noi alla CISL e noi lavoratori della Procura di Treviso tutti chiediamo all'onorevole Nordio, Ministro della Giustizia, di intervenire al più presto, come lui stesso ha già dichiarato a ottobre, per mettere mano ad un piano di assunzione straordinario che possa finalmente risolvere questo grave problema della carenza di personale amministrativo. Per mandare avanti la giustizia serve urgentemente un piano di assunzioni straordinario e la richiesta al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, avanzata dai lavoratori della Procura di Treviso riuniti in assemblea fuori dal Tribunale. Da tempo i lavoratori del comparto amministrativo si sono mobilitati. In 2 occasioni l'anno scorso hanno proclamato lo stato di agitazione, incontrando il prefetto per un tentativo di conciliazione con il Ministero di Grazia e Giustizia, senza purtroppo ottenere esiti positivi. La carenza di dipendenti è cronica e insostenibile, lamentano i dipendenti. Su una pianta organica di 50 anni fa, che prevede 42 lavoratori, ne sono in servizio solo 26. Dovendo assistere un procuratore, 12 sostituti procuratori e più tutti gli altri uffici che girano intorno alla procura, dalle esecuzioni alle spese di giustizia, i consulenti che aspettano di essere pagati, gli sportelli dove giustamente il pubblico chiede casellari giudiziari e quant'altro, il dibattimento, insomma siamo veramente pochi. Per il sindacato inoltre le nuove assunzioni non dovrebbero preoccupare anche dal punto di vista economico.
se ci fossero gli amministrativi che coadiuvano i pubblici ministeri, alcune attività sarebbero, tra virgolette, autofinanziate, perché ad esempio tutti i reati collegati ai bonus edilizi e quant'altro, se ci fosse una squadra di amministrativi in supporto di un magistrato ci sarebbe un recupero di gettito enorme che ripagherebbe abbondantemente quello che si spende per le nuove assunzioni. La carenza di personale sulle piante organiche negli enti statali della provincia è altrettanto grave. La situazione purtroppo la riscontriamo in tutti gli enti che noi seguiamo come funzione pubblica, dalla prefettura che ha una scopertura del 50%, l'ufficio scolastico supera il 50%, credo sia sul 70% di scopertura organica, e quindi ci vuole una politica di assunzione e una politica anche di pensare al futuro, quindi dei concorsi anche in prospettiva di sostituzione del personale che nella pubblica amministrazione ha un'età media che supera abbondantemente i 55 anni, quindi abbiamo bisogno di un ricambio generazionale. Vi dicevamo del sequestro da parte di giovani del centro sociale Pedro a Padova di una pattuglia carabinieri, e per questa aggressione questa mattina un blitz all'alba sono stati arrestati 7 antagonisti. Vediamo. Poliziotti della Digos e carabinieri hanno bussato all'alba denunce e perquisizioni nei confronti di esponenti dei gruppi antagonisti di tutto il Veneto. 7 persone sono state denunciate per violenza e resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali ad appartenenti alle forze dell'ordine. Gli episodi risalgono allo scorso novembre. Nella notte del 5 novembre, infatti, una macchina dei carabinieri in via Ticino, poco lontano dal centro sociale Pedro, stava cercando di identificare un ragazzo, ma le urla del giovane avevano richiamato una quarantina di giovani che in quel momento si trovavano al centro sociale. Il gruppo, tutti giovani con i volti coperti, aveva cerchiato in pochi minuti la macchina dei carabinieri, aggredendo i militari, impedendo l'identificazione del ragazzo. Appena 4 giorni dopo, i militanti dei centri sociali erano stati protagonisti di altri violenti scontri con la polizia durante uno sgombero di un alloggio popolare in zona Palestro e poi sotto la sede dell'Ater di Padova. Visti gli episodi ravvicinati, la procura aveva subito aperto un'indagine che ha portato oggi alle 7 misure nei confronti di esponenti di spicco dell'area antagonista padovana, veneziana e trevigiana. Per tutti l'obbligo di dimora nella città di residenza, e per chi viene da fuori Padova il divieto di entrare in città e la firma in questura. Eseguite dalla Digos e dai carabinieri anche 13 perquisizioni in abitazione a Padova, Vicenza, Venezia e Treviso, a carico di altrettante persone indagate. Durante gli scontri del 9 novembre 8 poliziotti rimasero feriti e una militante riportò invece una ferita al sopracciglio nel tentativo di impedire l'apertura delle porte dell'appartamento da sgomberare. Servizio di Valentina Visentini. Con Valentina Visentini ci colleghiamo a Padova per una storia che riguarda un intero condominio al freddo. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno direttore, io mi trovo in via Brofferio a Padova. In realtà non è solo questo condominio, ma è tutto questo complesso di palazzine che adesso il collega Federico Cibotto vi inquadra ad essere al freddo, perché da sabato c'è l'avviso, è stato esposto l'avviso in cui si segnala che la caldaia che fornisce tutti queste palazzine è rotta, una caldaia che da tempo denunciavano essere malfunzionante gli inquilini di questi condomini, fino alla rottura definitiva. Lo vedete, qui c'è anche il cartello che si informa delle caldaie fuori uso. I lavori sono iniziati poche ore fa e dureranno parecchio, perché è un impianto davvero importante. Qui con me c'è Paolo Benvenu dello sportello sociale, che sta seguendo da tempo la situazione difficile in cui vivono questi residenti, una situazione che voi come sportello sociale di via Baiardi avete denunciato più volte. Sì, non solo come sportello sociale, ma come coordinamento dei comitati inquilini. Ci sono parecchi comitati che ormai si sono organizzati e coordinati e che hanno fatto parecchie manifestazioni denunciando una situazione gravissima che riguarda intanto le manutenzioni e la cura di questi stabili e poi le conseguenti spese condominiali che sono insostenibili. Abbiamo chiesto incontro anche con il presidente dell'Ater Businaro, che ce l'ha rifiutato. Abbiamo incontrato il sindaco, che invece si è dichiarato disponibile. Qua c'è una situazione
situazione di emergenza insopportabile che va risolta, ma va risolta non con un rattoppo, va risolta questa come altre in maniera definitiva. Quindi ci vuole un piano, un intervento molto serio e noi vogliamo discutere di questo. Anche a Natale era successa una cosa simile. Questa è la terza volta che succede. Adesso, se avete un attimo di tempo, vi faccio vedere la condizione dei tubi. Se allora, ritenete... vi mostriamo, direttore, come sono i tubi, quali sono le condizioni dei tubi di questa caldaia, e poi vi facciamo sentire direttamente la testimonianza di alcuni residenti che abbiamo trovato, che sono qui a casa in questo momento. Ecco, questa è la situazione dei tubi, la potete vedere. Sono tubi assolutamente come dire, arrugginiti, naturalmente si creano delle rotture e non questa è la terza volta che accade, si fanno dei rattoppi e poi la situazione si ripropone esattamente come prima. Giovedì mattina saremo davanti all'Ater a protestare e a chiedere ancora una volta l'incontro con Businaro. A suo tempo l'assessore Lazzarin ci concesse, quando facemmo la lotta per le case, sulla legge per le case Ater, un incontro a Venezia. Non capisco perché Businaro si neghi a fare un incontro con noi su questo. Questa è la testimonianza di Paolo Benvegno. Qui c'è anche Mohamed. Tu hai 4 bambini e sei al freddo da sabato. Da sabato che siamo, anche prima è successo, questa è la terza volta che succede. Da noi ha funzionato solo dal 24 fino al 7 gennaio, perché abitiamo al terzo piano e perdita sempre con la scusa perdita di pressione, perché sempre queste tubature perdono al terzo piano quando non arriva il riscaldamento. Ho una bambina che ha 3 anni, l'altra che ha 9 mesi, che gattona. Vabbè, noi grandi riusciamo a stare sotto coperta, ma quella che gattona è ghiacciata. Quanti gradi ci sono in casa? A casa adesso 10 gradi, la sera ancora meno, la sera un casino, fa veramente freddo la sera. Avete sentito, direttore, questo è l'appello di Mohamed, che ha raccontato la sua situazione. Si annunciano quindi giornate anche di protesta perché la situazione va risolta. Va bene l'intervento, che però comunque è di manutenzione non è risolutivo, non sarà assolutamente risolutivo, è del tutto evidente che non sarà risolutivo, perché si riproporrà sicuramente di nuovo una situazione come quella che stiamo vedendo adesso. Ci deve essere una risposta, cioè, ci doveva essere, perché era noto da tempo, una risposta adeguata. Questa non c'è stata. L'Ater ha un sacco di soldi anche di attivo, l'Ater di Padova, ed è del tutto evidente che non gli interessa nulla delle inquiline e delle inquiline e della loro condizione. La gente deve vivere una vita degna. Anche perché adesso molti inquilini stanno utilizzando stufette elettriche, che sono spesso anche pericolose, e soprattutto questo comporta aumenti della bolletta, con un consumo notevole di energia che, come ben sappiamo, ha dei costi molto elevati in questo periodo. Direttore, se non ci sono altre domande io ti restituisco la linea. Grazie molte Valentina, salutiamo Paolo Benvegnu, che è spesso la sera ospite a Focus. Benvegnu è segretario di Rifondazione Comunista. Andiamo in pubblicità, pochissimi istanti, e poi torniamo con Lina Paronetto da Treviso, perché ci sono stati imbrattamenti da parte di anarchici in seguito alle proteste per il 41 bis inflitto ad Alfredo Cospito, e avremo anche la protesta degli albergatori di Jesolo che non vedono la RAI e dicono non paghiamo più il canone. Pubblicità. Anarchici sul sentiero di guerra in Europa e in Italia, assaltate le nostre ambasciate, diverse ambasciate all'estero, in Italia macchine incendiate, e anche a Treviso manifestazioni con imbrattamento di muri. Ci colleghiamo col centro di Treviso, mi pare sia in via Ortazzo. Lina Paronetto, a te. Buongiorno direttore, sì, eccoci in diretta proprio dal centro, hai detto bene, via Ortazzo. Siamo con Alessandro Manera della Lega, a cui abbiamo chiesto di essere presente perché lui era nella sede del K3, lo ricorderai, ad agosto 2018, quando venne trovato il secondo ordigno posizionato proprio da quello che per la giustizia effettivamente era stato poi riconosciuto come un anarchico, Juan Antonio Sorroche Fernandez, che ha
la scorsa estate è stato peraltro condannato a 28 anni per quegli atti. Ordigno che poteva far male, purtroppo quella sera c'era in corso una riunione della Lega. Alle nostre spalle, come dicevi, una delle 2 scritte che sono comparse qui in centro storico per invocare la liberazione di Alfredo Cospito. Quindi Treviso, Manera, toccata per l'ennesima volta da questo fermento che c'è, sappiamo, anche in questo territorio, anche se spesso vengono da fuori questi soggetti, ma anche qui evidentemente c'è da tenere l'attenzione alta, fermento anarchico. Sì, purtroppo continuamente vediamo questi rigurgiti anche di un passato che non vogliamo rivivere, perché poi queste persone si rifanno ad altri loro amici o colleghi, diciamo, di militanza che commettono reati, e quindi sicuramente è un passato che noi non vogliamo rivivere e speriamo si estingua anche con questi tipi di fatti, perché già le scritte sono gravi, ma anche il fatto che si rifacciano persone che commettono reati sono ancora più gravi. C'è la protesta evidentemente contro il carcere duro. Che idea si è fatto? Abbiamo visto il nostro ministro trevigiano Carlo Nordio, ministro della giustizia, che ha ribadito che il 41 bis non si tocca, non si modifica. Sì, teniamo conto che il 41 bis nasce per evitare che si possa comunicare all'esterno e quindi per commettere altri reati. Quindi se è stato assegnato questo tipo di regime carcerario a questa persona, sicuramente saranno state fatte tutte le valutazioni del caso. Non è facile naturalmente contemperare la necessità di salvaguardare la salute di soggetti che intraprendono proteste eclatanti, tenaci, prolungate come lo sciopero della fame in questo caso, e il mantenimento delle distanze tra questi soggetti e le associazioni a cui appartengono. Sì, certo, è vero che bisogna anche fare in modo che queste persone poi non subiscano danni fisici, perché non deve essere questo il motivo del regime carcerario. Dall'altra parte vorrei che avessero tutto questo pentimento verso le vittime dei loro reati, o comunque verso tutti gli atti che fanno nei confronti di persone o di cose a loro non appartenenti. Ecco, il sindaco ci diceva, l'abbiamo sentito poco fa in altro scenario, c'era una conferenza stampa in un'altra zona della città, ci diceva che le scritte verranno ripulite a breve, non appena, possiamo immaginare anche la Digos avrà fatto tutti i rilievi. Un'altra è nei pressi di Piazza dei Signori. Brevemente, Manera, quella sera al K3, se qualcuno fosse uscito sul pianerottolo delle scale antincendio, poteva succedere qualcosa di grave. Sì, io sono stato anche testimone al processo, appunto, che ha condannato questa persona a 28 anni e avevo parcheggiato lo scooter a pochi metri, quindi è stato solo un caso che nessuno sia uscito in quella direzione, aveva preso un filo d'inciampo. Era un'arma, diciamo una trappola costruita per far male, e addirittura il primo ordigno fu fatto esplodere esattamente per attirare i soccorsi o persone per far esplodere poi il secondo al primo inciampo. Era pieno di chiodi, biglie, e quindi avrebbe sicuramente ferito o ucciso qualcuno. Questo ormai sono atti processuali, e quindi io non ho grande, diciamo, compassione per queste persone, perché io non li conosco, nessuno li conosce, non si sa per quale motivo facciano questo, e sicuramente non è giustificabile qualsiasi motivo per cercare di attentare alla vita altrui. Ecco, direttore, noi teniamo la linea un altro minutino giusto per fare un passaggio a proposito di diritti e di rispetto dei diritti su Saman, la 18enne di Novellara, che sai bene è stata uccisa purtroppo dai familiari, a quanto sta emergendo dalle indagini. Ieri il Consiglio Comunale di Treviso all'unanimità ha conferito la cittadinanza onoraria. Sì, purtroppo postuma, questa ragazza che ha subito questo atto barbaro, peraltro dai parenti, quindi una cosa incredibile e indicibile per i giorni nostri, ma peraltro anche per il passato. Ma questo vuole essere anche un monito verso quelle comunità, per capire che in Italia, ma io spero anche all'interno delle comunità dei paesi di origine, queste cose siano completamente inaccettate. La libertà di tutti noi è preservata e va difesa, uomini, donne, senza vedere quali sono le motivazioni che possono aver spinto a questo, che sono di una crudeltà, di una barbarie indicibile. Ecco, io ringrazio Alessandro Manera e direttore, ti restituisco la linea se non hai altre curiosità. Grazie molte, grazie Rina, grazie all'assessore Manera, buon lavoro. Ieri sera a Focus c'erano diversi ospiti che hanno parlato del 41 bis, ce ne siamo occupati all'inizio della trasmissione, tra questi anche Gian Antonio De Re, che tra le altre cose ha ricordato anche lui cosa poteva accadere al K3. Sentiamo cosa ha detto ieri sera. Noi abbiamo subito un tentativo di attentato sventato dalla DIA e dalla Digos al K3, ero segretario 4 o 5 anni fa, che è stato poi condannato, in cui
gli anarchici o l'anarchico, mi pare spagnolo, prima ha fatto esplodere una bomba a carta cercando di attirare le forze dell'ordine, però l'ha fatto sembra di una domenica sera e non è arrivato nessuno, non c'è stata la segnalazione, quindi non è arrivato nessuno, ma dopo qualche settimana la Digos o la DIA ha scoperto, diciamo, in una intercettazione tra le varie fazioni, è intervenuta e c'era un ordigno collegato su un'entrata esterna del K3 con una bomba vera fatta con chiodi, mi pare con 2 kg di esplosivo e con un filo, diciamo, da quelli da pescatore, che avrebbe fatto partire l'innesco. E questo era il racconto di Gian Antonio Darè ieri sera a Focus. C'è un grosso problema a Jesolo e protestano gli albergatori dell'AIA, l'Associazione Jesolana Albergatori, perché negli alberghi non c'è il segnale RAI e quindi il presidente dell'AIA, Pierfrancesco Contarini, ha detto: a questo punto noi non paghiamo più il canone. Buongiorno Presidente, è così? È questa la protesta che state organizzando? Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, abbiamo deciso di sospendere il pagamento del canone. Diciamo, il non pagare, noi siamo abituati a pagare tutto e sempre, però questa volta abbiamo deciso, visto che quando c'è un servizio dovrebbe essere completamente utilizzato, noi questo servizio non lo utilizziamo, non vediamo i canali RAI, non solo negli alberghi ma in tutta la località di Jesolo, e quindi io ho dato mandato ai miei associati, i 250 associati, di sospenderlo, fintanto che non avremo delle risposte effettive dalla RAI che ci permetta di usufruire di questo servizio. Abbiamo parlato con il tecnico RAI per quanto riguarda la nostra regione e ci dice: ma sapete, quando arriverà il T2 sarà risolto il nuovo tipo di segnale, sarà risolto ogni problema. Sì, ma quando arriverà il T2 non lo sappiamo. Fin tanto che non sappiamo come vedere questi canali, abbiamo deciso di sospendere il tutto. Senta, Presidente, quindi da quanto dura? È dall'inizio dell'ultimo switch off che siete oscurati, che la RAI è oscurata? Ma già l'anno scorso noi avevamo evidenziato il problema, avevamo inviato lettere, i colleghi di Caorle anche loro erano un po' inviperiti per questo. La ricezione in Veneto, ci è stato detto, è la peggiore ricezione fra le regioni italiane, quindi un po' di attenzione penso che sia doveroso da parte della RAI per darci un segnale adeguato per vedere finalmente le trasmissioni, insomma. Immagino che questo riguardi anche i cittadini, al di là degli albergatori. Indubbiamente riguarda tutta la località. Noi ci siamo fatti portatrici di un problema importante che penso riguardi Jesolo, riguardi le aree vicine, e quindi è giusto che sia una battaglia che tutti portiamo avanti insieme, consapevoli che noi paghiamo un canone speciale aggiuntivo, però tutta la popolazione poi paga il semplice canone, insomma. Ecco Presidente, poi ovviamente per fortuna ci sono le televisioni locali, quindi noi confidiamo nel fatto che sostituiate la RAI temporaneamente seguendo negli alberghi le nostre emittenti che fanno un servizio giornalistico di primo livello. Questo indubbiamente, però sa, il cliente straniero che voglia avere delle notizie fa riferimento ai canali RAI, ai Mediaset, e quindi vede anche i vostri canali, soprattutto per quanto riguarda le notizie locali e non solo quelle, però ci dice: ma come, non vediamo, è un servizio che manca, e sa, ricevere una recensione negativa perché non si vedono i canali televisivi è di particolare impatto, insomma.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Allora, grazie Presidente, grazie molte. Andiamo avanti con dei temi che riguardano comunque il litorale del Veneto, perché sapete che c'è la grossa questione dei balneari, cioè delle concessioni balneari. Cambiano le cose, dovrebbero cambiare per volontà dell'Unione Europea. I balneari si sentono molto penalizzati per quanto riguarda il rinnovo delle concessioni, che è stato reso più difficile, più complicato. Il Presidente Zaia adesso ha detto noi siamo al loro fianco. Sentiamo cosa dice il Presidente di Union Mare, Berton. Vediamo. Siamo soddisfatti perché oggi abbiamo avuto modo di rappresentare con forza, con energia alle istituzioni di qualsiasi livello quali sono le buone pratiche che ormai sono consuetudine nella costa, ma soprattutto qual è stata la serietà, la consapevolezza con cui questo territorio ha saputo reagire alle tante criticità che continuano ad attanagliare il nostro comparto, a partire proprio dall'annoso tema delle concessioni demaniali. Da tempo stiamo lavorando per preparare le aziende, per far sì che quando sarà il momento di affrontare i percorsi di evidenza pubblica possano essere pronte, perché l'obiettivo è quello di ottenere la riassegnazione di questi titoli. Confidiamo che sarà così, ma chiediamo con forza al Governo di produrre dei criteri meritocratici che consentano di riconoscere il valore che in tanti anni gli operatori veneti hanno saputo creare, investendo e realizzando dei sacrifici economici importanti per valorizzare, come ha ricordato anche ieri il governatore Zaia, un grande miracolo economico italiano, e bonificare delle aree che 50 anni fa non avevano alcun valore, non producevano ricchezza e soprattutto non producevano occupazione. E c'è stata un'importante fiera dell'Alto Adriatico e la Presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto, Roberta Nesto, che è sindaca di Cavallino Treporti, ha rilanciato la richiesta di status di città balneare. Sentiamo. Sono convinta che i territori debbano avere una gestione più vicina possibile a quelle che sono le realtà e le peculiarità dei singoli comuni, quindi credo che pensare di avere delle regole generali, una cornice, soprattutto anche per il demanio, per le concessioni, sia utile, ma poi devono essere declinate nei singoli territori adattandosi a quelle che sono le peculiarità delle spiagge, dei comuni e delle varie zone. Ed è quello che in sostanza abbiamo detto, pensando alla necessità di avere lo status di città balneare nel momento in cui il sindaco deve dare risposte e deve avere gli strumenti. Quindi nel primo panel abbiamo evidenziato proprio questo. Poi un altro panel che abbiamo avuto oggi riguardo a com'è il turismo, come si è sviluppato, le presenze, se siamo in grado di essere il numero uno e se siamo in grado di essere competitivi. La mia risposta è assolutamente sì, se c'è una sinergia tra pubblico e privato e se continuiamo a fare formazione e a pretendere delle regole certe. E quindi anche qui torna il tema dello status di città balneare di cui abbiamo tanto bisogno. Attorno alle 13 parleremo di autonomia con i nostri ospiti. Oggi l'autonomia va in pre-Consiglio dei Ministri, quindi una giornata molto importante in vista del Consiglio dei Ministri, dove dovrebbe arrivare per ferma volontà del Ministro Calderoli la bozza, l'impianto della riforma, e ne parleremo con tre ospiti. Giuseppe Montuori di Fratelli d'Italia, collegato via Skype, e qui in studio Pietro Dalla Libera, ex consigliere regionale, ex sindaco di Oderzo, e Domenico Lo Sappio del gruppo misto in Consiglio Comunale a Treviso. Ma torniamo alla cronaca giudiziaria, davvero una sentenza che fa giurisprudenza, hanno detto gli avvocati, quella di ieri per il crack di Veneto Banca, sentenza d'appello con la conferma a 3 anni per l'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, ma la revoca della confisca dei beni. Era già accaduto per la Banca Popolare di Vicenza con il presidente Gianni Zonin.
e questa è una doccia fredda per tutti coloro che cercano, i risparmiatori truffati che cercano di essere risarciti. Vediamo. In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Venezia, seconda sezione penale, ha deliberato il seguente dispositivo di sentenza. Ridetermina la pena complessiva in anni 3 di reclusione, revoca la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, revoca la disposta confisca. La pronuncia arriva alle 2 del pomeriggio in aula Bunker a Mestre e di fatto conferma l'impianto accusatorio, riconoscendo l'ex amministratore delegato di Veneto Banca Vincenzo Consoli colpevole del reato di ostacolo agli organismi di vigilanza. L'unico capo di accusa rimasto in piedi dopo che la prescrizione ha inghiottito i reati di aggiotaggio prima e falso in prospetto poi, quest'ultimo nel lasso di tempo tra primo e secondo grado di giudizio. Forse anche per questo la condanna rispetto a quella del Tribunale di Treviso a 4 anni è stata ridotta a 3, ma saranno le motivazioni della sentenza, una volta depositate, a chiarirlo, così come bisognerà capire il perché della revoca della confisca da 221 milioni di euro inflitta dal giudice trevigiano poco meno di un anno fa, ma è probabile che la Corte si sia uniformata agli orientamenti europei secondo i quali la confisca non può essere una mera duplicazione di condanna al risarcimento dei danni. Una revoca simile in secondo grado a Venezia era stata disposta pochi mesi fa anche per l'ex numero 1 della Popolare di Vicenza Zonin, come ricorda Ermenegildo Costabile, legale di Consoli all'uscita dell'aula. Un errore clamoroso, almeno questo, si sono allineati al precedente della stessa Corte d'Appello, ma assolutamente scontato. Quello che importa in questa fase, dicono pubblica accusa e parti civili, è che la sentenza di primo grado sia stata confermata. Senza voler usare un termine sovrabbondante, è una decisione storica, crea un precedente molto serio che riguarda la personale responsabilità della Regione Consoli e mi attendo anche di altre persone con lui concorrenti. Ecco, quindi a maggior ragione non era un uomo solo al comando. Ma assolutamente no. Ma in solitudine Consoli era presente in aula, non ha rilasciato dichiarazioni né prima né dopo la sentenza. Consoli non dice nulla. Ci sentiamo dopo. È un anno in meno rispetto alla sentenza di primo grado. Non ci dice nulla. Nessun commento. Silenzio che però non è da leggere come una presa d'atto, anzi. Resto profondamente convinto dell'ingiustizia di questa sentenza e della irrituale gestione di questo processo in virtù delle questioni processuali che ho eccepito. Aspettiamo le motivazioni e facciamo il ricorso per Cassazione. Servizio di Christian Arboit a rappresentare l'accusa in questo processo c'è il sostituto procuratore Massimo De Bortoli, che dopo la pronuncia della sentenza si è detto soddisfatto, ma ha anche aggiunto non finisce qui. Sentiamolo. Una soddisfazione perché siamo riusciti a recuperare il grave ritardo che avevamo accumulato all'inizio e siamo riusciti a fare questo processo, ad arrivare fino all'appello. L'impostazione accusatoria ha retto. Siamo arrivati qui nonostante appunto la drammatica carenza di risorse che abbiamo. Tira un sospiro di sollievo Massimo De Bortoli, è lui che in questi anni concitati ha rappresentato la pubblica accusa nel crack di Veneto Banca e che ha tenuto la barra dritta su una vicenda cruciale per il territorio veneto e della Marca in particolare, una corsa contro il tempo, quella della procura, per scongiurare la prescrizione che ha finora riguardato reati come l'aggiottaggio, il falso in prospetto e che potrebbe far saltare anche il processo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, attualmente in corso sempre a Treviso. Gli sforzi ora, conferma De Bortoli, sono concentrati sull'ipotesi di bancarotta fraudolenta, reato tra i più gravi in ambito finanziario e soggetto a una prescrizione più lunga. Qui le indagini sono ancora in corso di svolgimento, penso che quest'anno dovremmo anche per questo ambito dovremmo prendere delle conclusioni. Diciamo che la vicenda Veneto Banca purtroppo non finisce qui. E qui si torna al tema di sempre, la carenza di personale in tribunale a Treviso, una cronicità ben nota allo stesso guardasigilli Carlo Nordio, ricordata soltanto 2 giorni fa in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia. So che si rende ben conto della grave situazione in cui si trovano gli uffici giudiziari, quindi io chiaramente nutro molte speranze sul fatto che finalmente
ci sia qualcuno a Roma che pensa anche ai nostri uffici. Insomma. Andiamo di nuovo in pubblicità, 2 minuti e torniamo subito con voi. Grazie. Nuovo con Focus TG, Andrea Nardin, eletto nuovo presidente della provincia di Vicenza, succede a Francesco Rucco, delusione per il centrodestra che però, come dice Carlo Alberto Inghilleri in questo commento, si è spaccato. Vediamo. Avviso ai naviganti della politica, si vince uniti, chi si spacca è perduto. Esemplare ciò che accade nella finalissima delle elezioni provinciali di Vicenza, dove il centrodestra col suo alfiere Nicola Ferronato, sindaco di Caldogno, scende in campo con tutti i favori dei pronostici, ma poi la squadra si disunisce, emergono i protagonismi, saltano gli schemi e vince la squadra che non t'aspetti. Il nuovo presidente della provincia di Vicenza è Andrea Nardin, primo cittadino di Montegalda, spinto da una coalizione di civici e Partito Democratico. Trionfa con un nettissimo 60% di preferenze. Eppure i numeri erano tutti per il candidato di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Azione, Italia Viva, civici di Renzo Marangon e Coraggio Italia. Un rapporto di forze che avrebbe dovuto consegnare a Nicola Ferronato una vittoria schiacciante. Invece in politica 1+1 non fa sempre 2. I conti non tornano perché a favore di Andrea Nardin nell'Alto Vicentino giocano i civici del sindaco di Schio, Walter Orsi. Non è un caso se nel seggio di Thiene, che comprende anche Schio, Andrea Nardin trionfi 85-14. Ma è nel Bassanese la grande debacle del centrodestra. È qui che la Lega si spacca tra fazioni opposte e Fratelli d'Italia si divide tra correnti guidate da tanti, troppi profeti. Col risultato che adesso, sulla poltrona di presidente della provincia, ci si accomoda l'outsider Andrea Nardin, che dovrà fare i conti con 4 consiglieri provinciali favorevoli e 8 contrari perché hanno votato per Nicola Ferronato. Con questo colpo di scena si chiudono quelle che possono essere considerate le prove generali delle amministrative di Vicenza, che metteranno uno di fronte all'altro il sindaco uscente Francesco Rucco, sostenuto dal centrodestra, e lo sfidante del Partito Democratico Giacomo Possamai. La differenza è che per la provincia hanno votato sindaci e consiglieri comunali di tutto il Vicentino, mentre per le amministrative a decidere saranno i cittadini. E i cittadini sono meno disponibili a seguire trame, complotti, intrighi di partito. I cittadini si affidano a chi gli dà più sicurezza, a chi è più solido. Quindi attenzione, chi si spacca è perduto oggi come domani. Il commento del responsabile della nostra redazione vicentina, Carlo Alberto Inghilleri, che mette in evidenza il fatto che ci potrebbe essere lo stesso problema anche alle prossime amministrative nel caso una coalizione si divida. E parliamo di questo ed altro, parliamo anche di autonomia nel giorno in cui la riforma dell'autonomia va nel preconsiglio dei ministri, con Pietro Dalla Libera, ex consigliere regionale, ex sindaco di Oderzo. Buongiorno. Buongiorno Dalla Libera, buongiorno, grazie molte. Con Domenico Lo Sapio, in consiglio comunale a Treviso. Grazie, buongiorno Lo Sapio. Buongiorno, dovremmo avere collegato fra poco anche Giuseppe Montuori, segretario provinciale di Fratelli d'Italia. Eccolo, lo vedo. Buongiorno Montuori. Buongiorno direttore, buongiorno Montuori, bentornato, grazie molte per Fratelli d'Italia. Allora, intanto la questione delle province dopo diciamo, l'eliminazione, tra virgolette, delle province, questo nuovo meccanismo che vede i presidenti delle province eletti dai consiglieri comunali, non più dai cittadini. A Vicenza abbiamo fatto il caso, insomma, il centrodestra si è spaccato e ha vinto il centro-sinistra. Dalla Libera. Sì, le province si trovano in una situazione strana. C'era stata la riforma voluta ancora da Renzi che doveva sopprimere l'ente provincia, è rimasta a metà perché ci voleva una legge costituzionale
la legge costituzionale poi non è più stata fatta, quindi le province continuano ad esistere, però non vengono più elette dai cittadini direttamente come un tempo o come succede per i comuni, ma vengono elette, diciamo, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei vari comuni della provincia. In questo caso mi pare di capire dal servizio che c'è stata divisione, sono andati divisi oppure si sono trovati divisi dopo, per cui andando divisi si perde. Abbiamo avuto l'esperienza, abbiamo visto anche l'esperienza a Verona, lì votavano i cittadini per il comune di Verona, però il centrodestra era andato diviso e ha perso. A livello nazionale, anche alle ultime elezioni, c'è stata l'elezione nazionale del Parlamento in cui la sinistra era divisa e si è visto che ha avuto un esito veramente negativo. Per cui oggi come oggi, con questa situazione, diciamo, bisogna andare uniti per cercare di poter avere un risultato utile alle elezioni, altrimenti ci sono dei problemi, ci sono delle difficoltà, come si è verificato a Vicenza, in cui il presidente della provincia, pur avendo tutti gli auspici inizialmente il candidato del centrodestra, il presidente è stato eletto nel centro-sinistra. Ecco, lo sappio, questo ovviamente si rifletterà, si pensa ci possa essere un problema analogo alle amministrative. A Vicenza peraltro c'è una situazione diversa da Treviso, perché a Treviso si dice, almeno questo si dice, sentiremo anche Giorgio Denardi, candidato del PD, l'avversario di Mario Conte, si dice che Denardi non ha diciamo, il peso specifico di Mario Conte, sindaco uscente, quindi ha poche probabilità, meno probabilità di vincere. A Vicenza c'è più incertezza perché contro il sindaco Francesco Rucco si è schierato Giacomo Possamai, che è un recordman delle preferenze, alle regionali ne ha prese 11.000, no? Quindi è una battaglia sarà una battaglia più cruenta. Cosa ne pensa anche rispetto a queste spaccature, al fatto che si parla sempre di elezione diretta e poi per le province non ci siamo? Io credo che la questione delle province sia uno degli aspetti, come dire, più emblematici del cattivo funzionamento della politica negli ultimi anni. Ricordo che la riforma del Rio nacque soprattutto sull'onda delle richieste di abolizione delle province e il risultato fu quello che vediamo oggi, che sostanzialmente non è un'abolizione delle province, ma è di fatto uno svuotamento dei poteri delle province che ancora ci sono, ma che hanno, come dire, in parte lasciato alcune competenze alle regioni e soprattutto non hanno neanche, come dire, i fondi di cui avrebbero necessità per fare quello che dovrebbero fare. E in più si aggiunge la questione che a me lascia sempre sconcertato, che l'elezione dei consiglieri provinciali e del Presidente della provincia avviene attraverso il voto non dei cittadini ma dei consiglieri comunali e dei sindaci. E io francamente sono sempre per l'elezione diretta delle cariche istituzionali. Mi sembra, se la provincia deve esistere, è giusto che i rappresentanti della provincia vengano scelti dai cittadini, altrimenti riproponiamo gli stessi problemi che abbiamo ad altri livelli, pensiamo a livello nazionale, no? Dove noi andiamo a votare, ma di fatto non andiamo a votare i nostri parlamentari, ma votiamo dei listini già fatti sostanzialmente. Quindi io credo poi, ecco, che la vicenda della provincia di Vicenza, insomma, con questa elezione, diciamo, contro i pronostici, sì, si spiega certamente con una divisione da parte delle forze date, come dire, vincitrici prima delle elezioni. Però ecco, io farei attenzione a fare un parallelo con le elezioni comunali, perché nel caso delle elezioni provinciali, proprio perché hanno questa caratteristica di essere elezioni di secondo livello, quindi dove di fatto c'è una sorta, come dire, sì, di accordo anche tra partiti, se sostenere questo o quell'altro,
a livello comunale vanno a votare le persone, quindi è vero che abbiamo assistito a casi come, mi viene in mente quello forse più clamoroso degli ultimi tempi, quello di Verona, insomma, dove certamente la divisione ha contribuito del centrodestra, dato come vincente in partenza, ha dato una grossa mano all'altra parte per vincere. Però ecco, io sono sempre dell'idea che se c'è un'idea forte, un programma convincente, non è detto che sia perdente in partenza. Penso al caso di 5 anni fa, quando nel 2018 ottenne la maggioranza dei voti un partito che si presentava da solo, il Movimento 5 Stelle, quindi non è così scontato che andare con il maggior numero possibile di partiti dia come risultato la vittoria. Poi quanto al caso specifico in cui faceva riferimento di Treviso, diciamo che credo che come in ogni circostanza il sindaco uscente abbia ovviamente più chance di vittoria. Credo anche che Denardi abbia bisogno di farsi conoscere, è una figura certamente civica nel vero senso della parola e che fisiologicamente ha bisogno di farsi conoscere, però ecco, prima di dare giudizi netti, io credo che sia necessario conoscere anche bene i programmi, perché io sono sempre dell'idea che i programmi vengano prima delle persone. Avremo Giorgio Denardi qui a Focus TG nei prossimi giorni. Veniamo all'autonomia. Oggi nel preconsiglio dei ministri arriva la riforma, è una giornata importante, vedremo cosa accadrà. Intanto ieri il Presidente Zaia ha firmato un accordo sulla semplificazione normativa a Venezia, ovviamente occasione ghiotta per i giornalisti per sentirlo sull'autonomia e su quello che potrebbe accadere oggi e nei prossimi giorni. Del resto devo far notare che questo governo in 100 giorni ha fatto quello che altri non hanno fatto. Abbiamo una norma che introduce l'obbligo della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Per 5 anni ho sentito dire che l'autonomia non si può fare perché non ci sono i livelli essenziali delle prestazioni, questo governo li ha resi obbligatori. E dall'altro adesso il fatto che si parli ad ogni piè sospinto della legge di attuazione dell'autonomia significa che qualcuno l'ha scritta e l'ha anche già depositata. Quindi resto fiducioso, certo è che i compiti per casa ormai li abbiamo fatti. Se dovesse chiedermi cosa c'è ancora da fare, dico attendere che il governo si decida. Si dice sempre dalla Libera non ci sono più alibi, ora o mai più. Calderoli è molto determinato, il Presidente Zaia più che mai e poi c'è la delegazione trattante. Certo, molti cittadini che hanno votato più di 5 anni fa dicono ma insomma la Costituzione non prevede un accordo tra regioni e governo, cos'è tutta questa mischia, i LEP, poi ci sarà una commissione proprio per valutare tutti i dettagli e poi andrà in Parlamento. Ecco, no? Molti dicono si stanno complicando un po' le cose, no? Sì, ma non è secondo me che si complichino, secondo me si è imboccata la strada giusta per poter arrivare finalmente all'autonomia. Come sentivo prima, l'autonomia è stata prevista dai padri costituenti. L'autonomia non crea una distinzione, una differenziazione, non accentua quella che è la differenza tra il nord e il sud. Tutt'altro. E lo vediamo adesso con i livelli, con i LEP, con i livelli essenziali delle prestazioni, in cui per legge vengono introdotti per cercare che tutti i cittadini possano avere, diciamo, nelle loro esigenze di carattere costituzionale un trattamento minimo, diciamo, e quindi è una salvaguardia per i cittadini di tutte le regioni. Proprio ieri mi pare che sentivo Giorgia Meloni che parlava che non si vogliono creare differenze tra cittadini eccetera, ma i LEP evitano che succeda questo, per cui diciamo non ci sono neanche più alibi da parte di chi cavalca questa protesta che è una protesta che non ha senso contro l'autonomia, perché dicevo prima l'articolo 5 che hanno previsto i padri costituenti prevede accanto alla unità e indivisibilità dello Stato il fatto che la Repubblica riconosce le autonomie e il decentramento
come un fattore migliorativo e maggiormente di aggregazione per il nostro Stato, per le nostre comunità. Per cui l'autonomia è un passaggio costituzionale che dovrà portare a un rafforzamento di quella che è l'unità del nostro Stato. E d'altra parte, se noi vediamo tanti altri Stati, la Germania stessa, gli Stati Uniti d'America, sono Stati federali, per dire, per cui non succede nulla. Ma poi, se noi pensiamo alle differenze che ci sono tra le regioni, la differenza, cioè il fatto che certe regioni oggi si trovano in difficoltà rispetto ad altre, cioè le regioni del sud sono in difficoltà, hanno una marcia ridotta rispetto a quella del nord, non è dipeso dall'autonomia, perché finora noi non la avevamo. Eppure queste differenze, questo solco si sta allargando sempre di più. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va e che l'autonomia potrebbe fare in modo che questa situazione venga riequilibrata. Per cui io credo che siamo sulla strada giusta, il Veneto per quello che doveva fare e diciamo la Regione Veneto ha fatto la sua parte, adesso credo che questo progetto andrà in Consiglio dei Ministri, mi pare giovedì, da quello che leggevo nei giornali, e speriamo nell'approvazione e speriamo insomma che vada tutto avanti. Certo ci saranno delle resistenze, è fisiologico, insomma, siamo di fronte a un passaggio molto importante nella nostra Repubblica e io credo che delle resistenze ci saranno, ma verranno superate perché è nella logica delle cose. Cioè l'articolo 5 della Costituzione è lì, è stato introdotto, l'articolo 116 è stato introdotto successivamente come una specificazione nella parte che è cambiata del 5, per cui chi si mette contro vuol dire che è contro la Costituzione. Tutti abbiamo ammirazione per la nostra Costituzione e dovrebbe essere realizzata perché è ancora incompiuta. Diamo compimento. Allora, sentiamo cosa ha detto Salvini e poi andiamo da Giuseppe Montuori di Fratelli d'Italia. Salvini è stato spesso criticato per non avere chiamato in causa l'autonomia, si è detto ma è un progetto nazionale e quindi non vuole autonomia. In realtà Salvini anche recentemente si è espresso a favore e si è sempre schierato con il presidente Zaia. Sentiamo cosa ha detto. Questo è un governo che nei primi 3 mesi ha dimostrato di mantenere gli impegni presi. Nella manovra economica abbiamo fermato la legge Fornero, abbiamo aumentato la flat tax, abbiamo rivisto profondamente il reddito di cittadinanza. Entro i prossimi giorni, non i prossimi mesi, arriva in Consiglio dei Ministri il primo passo sull'autonomia, ma non perché è una richiesta della Lega, perché serve all'Italia. Valorizzare le regioni, dare più poteri alle regioni e ai territori significa sprecare di meno, perdere meno tempo e competere al meglio. C'è nel programma dell'intero centrodestra, così come la riforma presidenziale, quindi non è che se va avanti l'autonomia è un favore che la Meloni fa a Salvini, se va avanti il presidenzialismo è un favore che Salvini fa alla Meloni. Abbiamo un'idea d'Italia federale presidenziale, quindi moderna, veloce, efficace, responsabile, quindi procediamo spediti. Allora, ieri Giorgia Meloni parlava di servizi postali, c'è stato un grosso convegno proprio per annunciare nuove misure per non togliere servizi postali ai cittadini anche dei paesi piccoli. C'erano i sindaci con meno di 15.000 abitanti e ha insistito sull'Italia unita, l'ha ripetuta più volte, molti l'hanno presa come una critica, un mettere le mani avanti per l'autonomia, e invece la Meloni intendeva uniti anche per quanto riguarda i collegamenti, i servizi proprio nei paesi anche più piccoli. Montuori, la Meloni è sempre, credo, sul presidenzialismo e l'autonomia, in base al patto che è stato sancito nel centrodestra, sempre favorevole. Assolutamente sì, quello che si è detto si sta facendo. È ovvio che, e questa è la dimostrazione
del fatto che quando il centrodestra è unito le cose si fanno. In 3 mesi si è riusciti a procedere a passi da giganti rispetto a quelli che sono gli obiettivi per arrivare all'autonomia delle regioni. È chiaro che non è semplice, perché è vero che è un articolo scritto nella Costituzione, ma stiamo parlando di una Costituzione scritta 75 anni fa, quindi oggi l'architettura dello Stato che si è costruita in questi 75 anni per arrivare all'autonomia va rivista. Non lo si fa con un decreto, non lo si fa con un colpo di spugna, bisogna pensarlo bene, perché poi le ricadute sono sui cittadini, quindi a maggior ragione va pensata. Questi 3 mesi sono serviti a far riflettere il centrodestra su come calare la terra, e domani ci sarà il primo step concreto per andare avanti. Verranno poi definiti i livelli minimi di prestazione per tutta l'Italia. Credo anch'io che una riforma costituzionale, se ben fatta, aiuterà tutti gli italiani e tutte le regioni, perché poi permetterà anche ai politici delle altre regioni di misurarsi e di cercare di innalzare i livelli. Non è semplice, perché poi vanno trasferite le competenze alle regioni, e le regioni poi dovranno gestire una mole di attività che non è così banale, perché se pensiamo che vanno trasferite tutta una serie di cose a gestione regionale, è evidente che anche la struttura regionale dovrà adattarsi poi alla gestione di quello che prima era centrale. Quindi richiede il giusto tempo. Certo è che oggi si è accelerato in maniera poderosa rispetto a quello che era stato fatto in tutti gli anni precedenti, e lo si è fatto con Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, e insieme a Salvini e Berlusconi. Questo credo sia la testimonianza del fatto che quando il centrodestra va unito le cose si fanno sempre. Ecco, in centrosinistra l'abbiamo sentito, oggi non abbiamo la presenza di esponenti del centro-sinistra, insomma intendo quelli del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, che sono sempre abbastanza scettici o critici sull'autonomia. Qualcuno continua a dire che l'autonomia divide il Paese. L'ha detto anche il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi l'altro giorno in un importante convegno che c'è stato qui in Veneto. Molti imprenditori delle PMI del Veneto hanno detto: questa non è la nostra linea, questa può essere la visione dei grandi industriali che si affidano più allo Stato centrale, temono in qualche modo di essere penalizzati. Però ecco, Montuori, le piccole e medie imprese sull'autonomia stanno puntando molto, a quanto ci risulta. A parte che la posizione di Bonomi non è proprio contro l'autonomia, ha detto una cosa diversa. I timori ci sono di lasciare indietro qualcuno, è evidente che ci sono. L'Italia però è un paese fatto di piccole imprese, la maggior parte delle imprese sono piccole imprese al di sotto dei 15 dipendenti, esatto. Questa è l'organizzazione. È evidente che è più semplice per le piccole imprese avere un riferimento più vicino che gli dia le risposte immediate alle sue esigenze, perché ci sono delle cose che rallentano l'andamento proprio delle piccole imprese, ma la prima cosa di cui si lamentano è proprio la burocrazia. È ovvio che se io sono vicino al decisore ritengo di essere facilitato nel condizionarlo, in senso positivo ovviamente si intende, per ottenere quello che poi serve a facilitare la crescita della mia impresa e con essa lo sviluppo del territorio, perché le imprese che crescono poi pagano gli stipendi, danno lavoro alle persone, le persone pagano le tasse e le ricadute dei benefici sono sul territorio. Quindi avere il decisore vicino favorisce questo, per cui credo che sicuramente le piccole imprese siano favorevoli al processo che si sta portando avanti in Italia, e penso che la Meloni possa rassicurare Bonomi che nessuno verrà lasciato indietro, perché insomma il nostro nome dice tutto: Fratelli d'Italia, e siamo un partito che mai lascerà indietro nessuno nel Paese. Sì, l'ha detto proprio, forse ha voluto ribadirlo ieri Giorgia Meloni per sgombrare il campo da equivoci e da dubbi. Andiamo nuovamente in pubblicità, 2 minuti, e torniamo qui con i nostri ospiti e con voi. Grazie, tra poco.
Di nuovo in diretta con Focus TG, l'autonomia oggi nel preconsiglio dei ministri, ne stiamo parlando con Pietro Dalla Libera, Giuseppe Montuori e Domenico Lo Sapio. Sentiamo cosa ha detto l'altro giorno Giorgia Meloni, appunto ha ricordato nessuno sarà lasciato indietro. Sentiamo. Strettamente collegato al tema della sanità, anche in considerazione del divario esistente tra i diversi territori italiani, è il tema dell'autonomia differenziata. Il Governo vuole, come voi sapete, favorirne l'attuazione in tempi rapidi, in un quadro più ampio di riforme, a nostro avviso tutte fondamentali per rafforzare e ammodernare l'attuale assetto istituzionale dello Stato. L'obiettivo è una maggiore responsabilizzazione per tutti, regioni, enti locali, Stato. Ma l'autonomia differenziata non sarà mai un pretesto per lasciare indietro alcune parti del territorio italiano. Noi lavoreremo per una sua attuazione virtuosa, per una completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, un corretto funzionamento del fondo di perequazione. Vogliamo assicurare coesione e unità nazionale. La maggiore autonomia che ciascuna regione potrà chiedere nell'ambito delle materie previste dalla Costituzione è finalizzata a realizzare le riforme e le infrastrutture necessarie per migliorare l'efficienza e la qualità dei loro servizi, non a creare disparità tra i cittadini. L'auspicio del Governo è che l'autonomia differenziata possa costituire per i territori una sfida, un giusto stimolo per colmare i divari infrastrutturali, sanitari, economici, sociali che esistono non solo tra le regioni ma anche tra le diverse aree all'interno degli stessi territori regionali. Penso agli squilibri esistenti tra le aree metropolitane e le aree interne, ad esempio. Il Governo, e vado verso la conclusione, è impegnato su questo e su molti altri fronti. E questa era Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio. In regia oggi Francesco Ceron con Alberto Pivetta. Torniamo ai nostri ospiti. Avvocato Dalla Libera, certo molti sostengono, tra i rischi che intravedono, che si passi da un centralismo statale a un centralismo regionale. Certo si tratta qui, ovviamente la questione è sempre quella delle risorse, è chiaro che le risorse dovranno essere gestite in maniera molto oculata, no? Beh, penso proprio di sì. Come diceva benissimo il Presidente del Consiglio ora, verrà rafforzato il concetto di responsabilità a livello decentrato, a livello regionale, perché con ogni regione può chiedere, non solo il Veneto, la Lombardia o l'Emilia Romagna o qualche altra, tutte le regioni italiane a statuto ordinario possono richiedere di avere un'autonomia differenziata a seconda di quelle che sono le loro scelte, le loro capacità, perché ci sono 23 materie. Non tutte possono essere richieste dalle regioni, chi vuole ne chiede 3, chi ne chiede tutte 23 come il Veneto, chi ne chiede 5, chi ne chiede 6, per cui però poi queste materie dovrà gestirle e dovrà avere le risorse per gestirle, quindi lo Stato dovrà far pervenire alle regioni, nelle materie che vengono riportate di competenza alla regione, le competenze e anche le relative risorse per potervi far fronte. Però, ripeto, questo non lo vedo un qualcosa che possa disgregare l'Italia. I padri costituenti avevano le loro idee su questo e vedevano nelle differenze che avevano le varie regioni, le varie località, i vari territori di cui si compone l'Italia, queste differenze le vedevano come un motivo di valorizzazione dell'Italia intera, cioè migliorando quelle che erano le caratteristiche positive di ogni territorio e mettendo a disposizione questo di tutti, si riesce ad avere una maggiore aggregazione, un rafforzamento dell'unità dell'Italia. Per cui anch'io sono convinto di questo. E nel 2001 poi l'articolo 216 è stato un rafforzamento di questo articolo 5 della Costituzione e questa riforma costituzionale che è stata approvata dai cittadini con un referendum. Quindi c'è stato un voto diretto dei cittadini che ha confermato le modifiche costituzionali che il Parlamento aveva fatto, ma non con quella maggioranza ripetuta nelle varie votazioni che la
che la Costituzione prevedeva per essere autosufficiente, quindi c'è stata la necessità di ricorrere al parere dei cittadini e gli italiani l'hanno confermato, per cui diciamo siamo in un percorso costituzionale veramente diciamo in un'autostrada, cioè approvare l'autonomia differenziata vuol dire essere perfettamente in linea non solo con i padri costituenti e con la Costituzione, ma col volere dei cittadini che l'hanno espresso 20 anni fa. Lo sappio, forse anche la questione, i fondi del PNRR saranno un po' un banco di prova anche per i comuni, no? A Treviso sono previsti insomma più di 100 milioni, mi pare, c'è qualche polemica sul numero dei milioni, Luigi Calesso a sinistra dice che sono molti di meno di quanto non dica il sindaco Conte, ma a parte questo... Vabbè, sicuramente, ma credo che quello della gestione del PNRR sia un banco di prova un po' per tutti, perché sì. Penso che mai come oggi i diversi enti si trovano a fare i conti con dei finanziamenti enormi e la grossa sfida è saperli spendere questi soldi, saperli spendere facendo le opere richieste nei tempi previsti, e poi c'è tutta la parte della rendicontazione che insomma vuol dire anche per i diversi enti un grosso impiego di risorse umane, perché bisogna come dire, mettere al servizio tutta una serie di personale, soprattutto uffici, infrastrutture dedicato a questo, quindi questo sicuramente sarà una sfida molto, molto importante, ma secondo me questo è un aspetto legato all'autonomia. In che senso? Perché io sono convinto che noi possiamo parlare di tanti sistemi diversi, autonomi, più autonomi, meno autonomi, però poi c'è l'aspetto umano che è fondamentale. Tanto vediamo il presidente Luca Zaia, che è andato anche alla 7, intervistato da Tiziana Panella. Prego, Lo Sappio, scusi. No, dicevo che possiamo essere anche tutti d'accordo sull'autonomia come ce n'è presentata, però poi c'è l'aspetto umano, cioè bisogna che ci siano persone che abbiano le capacità, le competenze di far funzionare la macchina, perché se noi non abbiamo questo, prima diceva lei del rischio di passare da un centralismo nazionale a un centralismo regionale, lì secondo me sta alla capacità, alla competenza politica in primis, e poi ovviamente anche chi la mette in pratica sul piano tecnico, diciamo così, ma in primis politica, di non arrivare a questo punto, perché anche adesso gran parte, secondo me, dei problemi sono dovuti a scelte politiche che sono spesso indipendenti dal sistema del nostro paese. Quindi il mio auspicio è che se mai si arriverà all'autonomia, vedremo con quali poi materie, perché anche lì c'è una discussione ancora in corso su quali e quante. Io sono più attento al quali più che al quante, francamente, perché mi sembra che si parli sempre di quante. Io credo sia più interessante il quali materie, di quali materie stiamo parlando. Ecco, ci sarà questo aspetto fondamentale, cioè avere una classe politica capace di far funzionare questa macchina, altrimenti secondo me già abbiamo perso tanti anni a discutere di autonomia sì, autonomia no, autonomia come. Se poi chi dovrà gestire questa macchina a livello politico non si dimostrerà all'altezza, avremo sprecato ancora altro tempo, e questo non ce lo possiamo permettere. Ecco, Montuori, siamo in chiusura. Ovviamente sono due riforme parallele che non sono in contrasto, non sono incompatibili, come altri dicono, e cioè presidenzialismo significa anche qui arrivare a esaltare la sovranità popolare, cioè dare ai cittadini la possibilità di votare un presidente, che non è cosa da poco, no?
Certo, anzi, autonomia e presidenzialismo sono due riforme che possono andare di pari passo, anche se le tempistiche, non mi riferisco ai tempi tecnici che possono essere leggermente diversi perché la riforma dell'autonomia è andata più avanti, ma le forme che vedono un presidenzialismo forte e un'autonomia forte a livello regionale sono di solito le migliori forme di Stato, quelle che garantiscono la massima efficienza ai cittadini. Lo Stato centrale che si occupa di mantenere in equilibrio i territori e delle competenze che competono ad uno Stato centrale, e le regioni che agiscono nell'interesse dei cittadini nelle materie di competenza regionale, e quindi con la facilità di essere più vicini e di poter anche chiedere risposte al politico, che sia il consigliere regionale o il presidente della regione, in tempo più rapido rispetto a quello che è andare a chiedere magari a un parlamentare o a Roma, dove la macchina è necessariamente più complessa. Quindi sì presidenzialismo e sì autonomia. Queste due riforme insieme possono cambiare l'Italia. Grazie molte, grazie a Giuseppe Montuori di Fratelli d'Italia, grazie Montuori, Grazie a presto. A Pietro Dalla Libera, ex consigliere regionale, ex sindaco di Oderzo, e a Domenico Lo Sappio, professore universitario e anche esponente in Consiglio Comunale per il gruppo misto a Treviso. Eravamo partiti dalla 41 bis, dagli attentati degli anarchici, la polemica per il digiuno di Alfredo Costipo, che è stato trasferito da Sassari al carcere di Opera di Milano. Nordio, l'abbiamo visto, ha detto non ne vogliamo sapere di rinunciare al 41 bis, non ci facciamo intimidire. Sentiamo cosa dicono i cittadini che sono stati intervistati a Bassano da Chiara Gaiani. Cosa ne pensa del regime carcerario 41 bis, questo regime di detenzione? Cosa vuole che le dica? Io, per mia natura, sono un mite e con questa gente cercherei sempre di ottenere come si dice, un cambiamento di mentalità, e cioè praticamente tenterei, ragionando con psicologi, eccetera, fare capire che hanno sbagliato. Troppo semplice secondo me, dovrebbe essere ancora più pesante per quel tipo di gente lì. Lei non pensa che sia un tipo di carcerazione troppo dura dal punto di vista umano? Umano. Loro sono umani, si sono comportati da umani, non penso proprio. Se c'è veramente se è stato veramente giudicato, che è colpevole, va bene. Sì, io sarei d'accordo in certi casi, comunque, sempre nel caso in cui uno abbia fatto delle cose gravi. Nel caso che non ci siano state cose gravi, poi là è a disposizione di chi applica. Di chi giudica. Sì, di chi giudica. Sarebbe giusto, ma veramente giusto, perché troppa carogneria in giro, che fanno di tutto quel che vogliono. Ecco, sarebbero proprio bene dentro e buttato via la chiave anche. Chi lo merita il 41 bis? La lascio con questa domanda perché non riesco ad andare oltre. Sì, è giusto che paghi, che resti dentro e che paghi, perché se ha possibilità la scuola dà delle spiegazioni che bisogna rispettarsi. Se uno non rispetta le regole è giusto che resti condannato. Certamente, ma applicarla seriamente, perché qua ormai, amico Capio, la politica è per dare consenso al malcostume. Le opinioni dei bassanesi raccolte da Chiara Gaiani. Vediamo una notizia appena arrivata dal Friuli. Elicottero inizia a roteare su se stesso, precipita nel greto del fiume, morto il pilota, non abbiamo altri particolari. Grazie a tutti per averci seguito. Domani a mezzogiorno Focus TG di nuovo in diretta, stasera alle 21:15 il nostro talk. Buona giornata, arrivederci.